Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati, una nuova puntata di Cronache Trevigiane che dedichiamo all'argomento della bonifica veneta. Non è la prima volta che lo affrontiamo. Con noi in apertura di questa puntata il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, Andrea Crestani. Buongiorno a lei. Cominciamo proprio a parlare di quello che è il nuovo ruolo delle bonifiche, diciamo così, con l'applicazione della legge regionale del 2009 che ha ridisegnato i consorzi. Sono 10 adesso. Oggi sono 10, sono enti estremamente importanti, di notevole dimensione. I consorzi di bonifica hanno svolto da sempre un ruolo importantissimo. Stamattina abbiamo sentito che ciò che vediamo, il territorio che nel Veneto vediamo e su cui viviamo, non sarebbe così se non fossero esistiti nel tempo i consorzi di bonifica. Questo va in una comunicazione forte da fare con i cittadini che molto spesso non hanno nel tempo percepito l'azione importante dei consorzi. Tra gli argomenti di cui si è parlato oggi anche un argomento che invece rimbalza spesso nella cronaca, il rischio idrogeologico. Tra prevenzione e emergenza, qual è lo stato veneto? Beh, sicuramente la prevenzione è molto particolare perché non abbiamo cultura né in Italia né in Veneto di prevenzione, seppur dobbiamo distinguere quello che è una prevenzione generalizzata sui rischi ambientali idrogeologici e quello che in realtà anche la Regione finanzia come rischi e come prevenzione su leggi speciali. Quindi non è che non abbiamo risorse a disposizione, le risorse ci sono, non sono sufficienti per una prevenzione reale e totale di un territorio. Ecco, oggi vi confrontate anche con le regioni limitrofe, perché? Sì, questa oggi è una conferenza interregionale con il Friuli e con il Trentino, è preparatoria ai lavori della conferenza organizzativa. Sono regioni vicine, guardano al Veneto come una delle regioni trainanti anche per quanto riguarda l'innovazione all'interno di consorzi di bonifica, seppur in realtà nel loro territorio sono importanti, ed è un momento di scambio anche di opinioni in preparazione poi degli argomenti che tratteremo a livello nazionale. Grazie direttore, vi terremo monitorati da un punto di vista proprio della comunicazione. Noi ci vediamo il primo servizio di Cronache Trevigiane, poi tornate qui con noi a Mogliano Veneto perché andremo ad incontrare il presidente invece dell'Unione Veneta Bonifiche. Una giornata importante per l'Ulsotto e l'ospedale di Castelfranco Veneto. Dopo 8 anni di attesa è arrivato il via libera dalla Regione per la costruzione di un reparto di radioterapia, fondamentale per la cura dei pazienti afflitti da problemi tumorali. Alla conferenza stampa erano presenti, oltre ai vertici dell'Ulsotto, anche il sindaco di Castelfranco Maria Gomierato e il consigliere regionale Amedeo Gerolimetto, da sempre sostenitori del progetto. Sentiamo il direttore generale Ulsotto, Renato Mason, esprimere la propria soddisfazione. Le schede che prevedevano la radioterapia a Castelfranco risalgono al 2002. In questi 8 anni non ci sono state le condizioni per andare avanti. Appena arrivato ho insistito su questa iniziativa, su questo servizio nuovo e ci ho messo 1 anno e mezzo, speravo che questo regalo, lo considero tale, un regalo, come dire, una cosa importante, piacevole, arrivasse a Natale. È arrivato con qualche settimana di ritardo, ma va benissimo lo stesso. La radioterapia di Castelfranco servirà a 800 persone, prima costrette ad andare a Treviso per sottoporsi alle cure. Un grande vantaggio per i malati oncologici dell'Ulsotto e delle aree limitrofe, che non dovranno più affrontare lunghi spostamenti. Ai nostri microfoni il direttore sanitario, dottoressa Paola Corziale. Completa praticamente il servizio di offerta per i pazienti oncologici, che sappiamo bene anche per l'allungamento della vita ovviamente numericamente sono sempre di più, evitando inutili ovviamente spostamenti da parte di molti utenti. Il reparto di radioterapia sarà finanziato grazie alla messa in vendita di vecchi stabili di proprietà dell'ospedale, posti nei pressi del vecchio ingresso in via Venale. La nuova struttura sarà posta all'interno del padiglione K. Il direttore generale ci parla dei costi dell'operazione. L'operazione complessivamente viene dai 7 agli 8 milioni di euro. Parte, circa metà, va sugli investimenti immobiliari, cioè la costruzione vera e propria dell'edificio, e parte invece in attrezzature, cioè nel famoso acceleratore che è lo strumento per la cura dei tumori.
Soldi ben spesi e finanziati in maniera limpida per dare un aiuto concreto a tutte quelle persone che combattono quotidianamente la loro personale battaglia contro il cancro. Ed eccoci rientrati, con noi il presidente dell'Unione Veneta Bonifiche, Tomezzoli, che già abbiamo conosciuto in qualche puntata passata di Cronache Trevigiane. Con lui oggi parliamo proprio del motivo di questo incontro. Il Veneto ha per il 30% della sua superficie sotto idrovora, quindi bisogna sollevare l'acqua e mandarla via, altrimenti andremo sott'acqua. Questi nuovi 10 enti avranno un grandissimo lavoro da fare, perché dovranno fare quello che hanno sempre fatto gli altri 20 enti, e cioè tutelare dal rischio idraulico la popolazione, le infrastrutture e l'economia della nostra regione. Ma dovranno anche riuscire a progettare, a realizzare quelle aspettative di carattere ambientale, di carattere paesaggistico, di carattere che riguardano la qualità della vita dei nostri cittadini veneti. E io credo che dovrebbero farcela. Le necessità in termini progettuali sono vicino al 1.400 milioni di euro, notevoli. Queste progettualità sono alcune immediatamente cantierabili, altre invece sono in fase preliminare e sono una fotografia, una proiezione su quelle che sono le necessità in termini di prevenzione della nostra regione. C'è una novità importante, ad esempio, nel questo disegno nuovo dei consorzi, la partecipazione dei sindaci, quindi un lavoro stretto con gli enti locali. Lo spirito della legge è quello di condividere con loro alcune politiche, alcune strategie di questi nuovi enti, finalizzate anche alla realizzazione di alcune opere, soprattutto nei perimetri periurbani delle nostre cittadine, che sono i luoghi, i punti dove ci sono più difficoltà di carattere idraulico. Si è investito poco sulla prevenzione, si investe spessissimo invece sull'emergenza. Una cultura da cambiare? Io direi che bisogna cambiare la tendenza, bisogna cercare di prevenire il più possibile affinché i soldi che servono poi per limitare e per pagare i danni derivanti da questi eventi catastrofici siano i minori possibili. Grazie Presidente, vi auguriamo buon lavoro, ci vediamo insieme il prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate qui sempre a Mogliano Veneto, dove andremo ad incontrare invece il Presidente nazionale dell'ANBI.